La chiesa dedicata a San Vittore domina dall'alto l'abitato di Anzù, che al santo patrono dedica la sua festa. Quest'anno, nel programma degli eventi, domani di scena ci sarà un gruppo che ha fatto un po' la storia della musica italiana, Le Orme. E abbiamo portato alle Orme perché il loro manager diversi mesi fa mi ha contattato e in occasione appunto del 50° anniversario del loro album Felona e Sorona, che ha avuto un grandissimo successo, mi ha proposto questo evento qua. Quindi noi abbiamo sicuramente raccolto subito l'invito, pur sapendo che era un impegno grandissimo, però ci abbiamo creduto e abbiamo portato le Orme a San Vittore. Una storia lunghissima, quella del gruppo veneziano, con molte formazioni che si sono succedute con l'alternarsi di tanti artisti. Tra di loro il più presente, che ha deciso di mantenere in vita la band da allora fino ad oggi, lo storico batterista Michi Dei Rossi. Ci saranno i brani, quelli storici, soprattutto Felona e Sorona integrale, che dura 40 minuti, insomma, e poi ci saranno delle sorprese.